Le sirene dei vigili del fuoco svegliano la città alle 2:30 della notte. L'allarme a Castelfranco è in piazza Giorgione. Le fiamme si levano dal tetto dell'Albergo Roma, storica struttura della città gestita dalla famiglia Antonello. Un incendio che ha con un'estrema velocità di propagazione e con difficoltà di essere individuato. Il fumo invade le camere e tutti gli ospiti vengono immediatamente fatti uscire in strada. Stessa sorte per il vicino residence, dove vivono una quarantina di persone. In totale un centinaio gli evacuati. A rimanere ferito solo il titolare dell'albergo, Rino Antonello, di 77 anni. Le fiamme si sono propagate dal suo appartamento al quarto piano. L'uomo ha riportato alcune ustioni e delle fratture dovute alla caduta mentre provava a fuggire. Un turista straniero rimane intrappolato nella sua camera. Sono i vigili del fuoco a soccorrerlo prima che sia troppo tardi. Preso un po' dal panico, si era asserragliato nel poggiolo della sua camera e quindi è stato condotto poi all'esterno dal personale dei vigili del fuoco. Gli ospiti dell'albergo, tra cui diversi stranieri, vengono dirottati in altre 4 strutture della zona. Lo spavento è stato notevole, una notte di vera paura. Adesso gli ospiti stanno bene, sono stati assistiti da noi carabinieri. L'albergo, danneggiato in modo gravissimo ai piani superiori, è stato dichiarato inagibile. I tecnici di Ascopiave hanno provveduto a bloccare l'erogazione del gas alla struttura per evitare altri incendi o peggio esplosioni. Piazza Giorgione, per permettere alle decine di pompieri sul posto di operare in sicurezza, è rimasta a lungo interdetta al traffico. Ora gli esperti dovranno stabilire le cause dell'incendio che ha pesantemente danneggiato l'albergo Roma. Sembra escluso il dolo. Tra le possibilità, quella che ad innescare la scintilla sia stato un cortocircuito.